Destination unknown, no, 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 no. Ciao a tutti piederoli, eccoci qua con una nuova campagna di Warcraft 3 Reign of Chaos. Qui adesso faremo la parte relativa agli orchi. A me piace molto piederoli perché comunque ci sono gli eroi degli orchi, ovvero Thrall e Grom Erskine, suo fratello, che sono molto carismatici, molto belli come eroi. Poi gli eroi degli orchi mi piacciono molto anche come skill, come tutto insomma. Quindi si prospetta anche qui una bella parte di storia. Io vi consiglio caldamente di seguirlo, anche questa parte qua, anche perché così almeno completeremo un po' tutto il cerchio relativo alle varie razze. Comunque capirete le unità e tutto anche di questa nuova razza qua. Per cui niente, andiamo subito nella campagna degli orchi e facciamo il primo capitolo, Approdo. Andiamo. Eccoci qua piederoli. Come vi ricordate nel prologo loro erano andati verso la ricerca di Kalimdor, per cui adesso dovrebbero essere sbarcati in teoria. Vediamo un po' cosa succede. Capo, la nostra nave è stata danneggiata pesantemente dalla tempesta ed è irreparabile. Lo sapevo. Siamo sicuri della nostra posizione? Siamo a Kalimdor? Abbiamo viaggiato verso ovest come ci hai ordinato. Dovremmo esserci. Molto bene. Qualche traccia di Grom, Hellscream o delle altre navi? Si fida molto comunque. Nessuna, capo. Almeno da quando ci siamo separati. Siate pronti a muovervi. Se i nostri compagni ce l'hanno fatta, li troveremo lungo la costa. Ok, quindi partiamo con questi 4 cazzabubboli e l'eroe. L'eroe ovviamente è di livello 1, per cui ancora c'ha praticamente il fulmine di livello 1. Controlliamo le casse alla ricerca di utili risorse. Ok, detto fatto, infatti ecco qua una bella pozione del mano. Sì. Allora, niente, praticamente questa missione sarà un pochettino, diciamo, tra virgolette, semplice, perché comunque è la prima, riprendi a utilizzare le unità di base. Adesso mi diverto un pochettino a uccidere tutti questi bei... non mi ricordo come si chiamano, specie di pesci, va a capire cosa sono. Comunque a me Thrall piace molto come eroe, anche come carisma, insomma, ditemi piederoli voi cosa ne pensate. Capo, si tratta di una delle nostre navi. Deve essere stata sbattuta contro le rocce dalla furia della tempesta. Comunque prima mi ha detto dovremmo essere arrivati a Kalimdor, ma dopo una tempesta io sfido chiunque a capire dove ci si trova alla fine di una tempesta, però sì, se c'era solamente quella di terra, quindi non avranno sbagliato, spero per loro almeno. Però comunque si chiama Approdo a Kalimdor, quindi Approdo vuol dire che comunque l'hanno azzeccato bene o male. Gli spiriti sono impazienti. Buono, guardi, guaritrici queste sono molto utili. Adesso vi annoierò un po' piederoli, ma bisogna che distrugga anche tutte queste casine qua. La tua ora è giunta. Ok, molte non daranno un cacchio, però non si sa mai. Quando giochi al difficile, anche nelle missioni successive, cioè ne hai bisogno di più oggettini hai e più è la possibilità di riuscita. Qui non ci dovrebbero essere missioni facoltative, quindi devi solamente girare. Si è svolta una grande battaglia. Il promontorio è ricoperto di sangue fresco. Non c'è altro che polvere e cadaveri in questo luogo. Sì, Sfiga, gli spiriti sono impazienti. E quindi piederoli cominciamo già a vedere che anche qui ci sono dei conflitti. Gli spiriti sono impazienti. Cioè, ci sono già delle battaglie, sta succedendo qualcosa. Sono il Adesso capo. quindi andiamo avanti, l'unico modo per scoprirlo è andare avanti, dove non pensare di sgavagnarla. Ok, andiamo avanti. Sono il capo. Eccoli qua. Le creature hanno il corpo da cavallo. Loktarogar! Loktarogar Sorreda, non so cosa voglia dire. Sarà un grido di guerra, di battaglia, presumo. Comunque qui ci sono quindi i centauri, come nemici, diciamo, adesso primari. Infatti queste prime missioni piederoli combatteremo principalmente contro i centauri. Sono il capo.
Bene che ci abbiamo due Facciamola finita. tagliatori di testa lì, un troll insomma, e 2 grunt, quindi Sono meno il male che capo. abbiamo nemici deboli, se no era tosta. Gli Allora, spiriti sono impazienti. andiamo a vedere, anche perché però è un po' lento. Sono il capo. Vabbè. Queste creature simili Vuol dire ai che- maiali sono del tutto nuove. Almeno sono meno brutte degli umani. Grazie, molto cordiale. Uso una guardia guaritrice perché se perdo adesso un'unità adesso sono nella cacca. Per cui meno così me le curo un pochettino Gli perché spiriti sono i grunt è vero che assorbono parecchio, però comunque Loktar, pure di combattere la vita cala, non è che si rigenera automaticamente molto veloce. Facciamola Altre guardie finita. guaritrici. Sono Buono. il capo. Lokregar Nogal. Gli spiriti Ok, sono andiamo a vedere un impazienti. pochettino qua. Che voglio un po' rastrellare un po' tutto, Piederoli. Già vedete, ho fatto un po' di ripulischi, qui ritornavi indietro, quindi bisogna andare solamente avanti. Però ho già confezionato, ho 2 pergamene, una di cura, una dello scudo. Ho 2 slot di guardie guaritrici, quindi direi che sono messo bene. E anche una pozione del Gli mano. spiriti sono impazienti. Dai, equipaggiamento sono messo bene. Poi qui c'è una casina, ci saranno anche delle truppe, dei creep. Io li chiamo creep perché nel multiplayer... Ah, lì sotto ci sono delle altre unità, buone. Che nel multiplayer queste sono, diciamo, creep. Sono unità che, lo ricordo, i creep sono unità neutrali che servono solamente per fare esperienza con l'eroe. Ora che bastardi mi vanno a colpire la guardia guaritrice. Brutti stronzi, va bene che ormai le unità le ho quasi piene. Facciamola finita. Scusate. Lokregar Allora, Nogal. uso una pozioncina del mana perché adesso col fatto che c'ho l'eroe basso c'è il mana sale molto più lentamente rispetto a un eroe di livello 8 o comunque come ce l'avevo prima di finire la campagna dei non morti. Facciamola finita. Allora, adesso vi dovete servire anche qui l'impresa di demolizione qua insomma. Grazie per averci Ok. salvati, ma dobbiamo fare in fretta. Solo 2 I uomini tagliateste? maiali hanno detto che ci sono altre navi nelle vicinanze. Va bene, andiamo a salvare anche le altre unità dagli uomini maiali. I centauri stanno uccidendo tutti i minotauri. Pensare che ho scelto questo posto per fuggire da futili conflitti. Ora ne siamo circondati. Spiriti sono Sai, impazienti. il mondo è pieno di Nessuno queste cose. sopravviverà. cosa vuoi? Non ti devi stupire, capo troll. Nogal. Sì, ogni tanto dicono cose strane, poi io sarei curioso di sapere che lingua Gli sia. spiriti sono impazienti. Anche perché gli elfi ci sta che hanno una loro lingua, insomma. Nogal. Ma gli orchi, l'Octarogar, Sono il vabbè. capo. Gli Cioè, anche nel spiriti Signore sono degli Anelli c'era impazienti. lingua elfica, ma non ho mai visto una lingua degli orchi. Facciamola finita. Tipo Shrek parla inglese, o italiano, insomma, secondo di come lo vedo doppiato. E poi un ogro, non orco, Shrek. Niente, sto vaneggiando, Piederoli, scusate. Ma la smettete di prendermi di mira sempre le guaritrici, brutti stronzi. Madonna che Gli palle. spiriti sono Qui c'è impazienti. un'altra nave in fiamme che è arrivata addirittura sulla terraferma, quindi le cose sono due, o l'hanno portata sopra o c'è la bassa marea adesso. Il che può essere perché comunque vedo dell'acqua anche in mezzo nella terraferma. Io vengo da un posto vengo da un posto dove c'è spiaggia, mare, sono una specie di marinaio, buoni soldoni, quindi Gli spiriti sono ci guardo impazienti. queste cose. Ecco qua, Dromka, un capo. Dronka. Sapevamo che ci avresti trovati. Sorret anche a te. Romka, guerriero. Dronka, Sono sarà un felice che saluto. siate salvi. C'è chi dice Aug, questi dicono Tronk. No, capo. Ci siamo separati durante la tempesta. Siamo appena arrivati. Facciamola finita. Ok, già comunque c'ho un esercitino discreto. Gli spiriti sono impazienti. Comunque la musichetta che c'è sotto, ma qualcuno me l'ha criticata dicendo che comunque le vocine possono confondere, cioè posso dar ragione, però comunque le vocine sotto sono in inglese. E poi adesso cerco di tenerla più bassa possibile in modo tale che comunque si sentono le vocine principali, insomma, del gioco, che ripeto sono in italiano. Un altro oggettino, buono, un'altra pozione del mana. Vedete che faccio bene, Piederoli, a ripulire un pochettino. Sono Ecco, qui c'è un altro minotauro.
Da. E poi c'erano tutti con sti minotauri. I centauri c'erano con i minotauri e anche gli uomini maiali. Che palle. Cosa? Dove vuoi che vada? Potrebbe essere una sfida quella di... ma è meglio che faccia così perché sennò mi seccano tutti i troll. Lokregar Nogal. Dicevo, qui ci potrebbe essere una sfida, quella di cercare con le guaritrici di salvare i minotauri in fin di vita. Arrivi lì, gliela piazzi subito e tiri subito un fulmine, cerchi di accopparne subito il più possibile in modo tale che il minotauro riesca a assorbire bene i danni. Capo. Potrebbe essere una sfida alternativa, Gli spiriti sono impazziti. se uno ha voglia di mettersi lì un po'. Facciamola finita. Allora, andiamo avanti, Piaderone. Lokregar Qui c'è un Nogal. percorso abbastanza obbligato, quindi direi che... Oh, una bella fontana della salute, se almeno mi risparmio un po' le pietre guaritrici. Ma non sale mai, Tral. Ma avrò ammazzato non so quanta gente, il livello 1 in genere si fa abbastanza in fretta. Non so bene che tutta gente un po' di me. Oh, basta chiedere, Piaderone. Oh, così adesso posso evocare anche i lupacchiotti. Lokregar Nogal. Ok, Sono il capo. adesso riprendiamo un pochettino il sistema delle truppe. Allora, qui avevo lasciato una parte buia che fa vedere un pochettino. Ci mando i lupi, intanto che sto lì a ripristinarmi la salute, mando i lupi per vedere se ne vale la pena di tornare indietro. Sono il capo. Comunque in caso dovessi tornare indietro chiederò li taglio, vabbè, non è che vi faccio rivedere tutto. Vi faccio rivedere tutto il percorso per tornare. Certo che già che c'ero potevo, cioè, visto che sono arrivato lì. Non dovrebbe esserci niente. Allora, sono quasi arrivato, dai, prima che mi spariscono i spiriti bestiali qua. Ah, ecco, vedi. Ci sono tre bagagli. Potrebbero aver dato, cioè avrebbero potuto darmi un oggettino, ma fa niente, dai, non facciamo gli avari. Facciamola finita. Sono il capo. Facciamola finita. Ok, Gli spiriti sono impazziti. dovremmo essere arrivati quasi al punto. Sono il Non vi anticipo niente, ormai le so memoria, Pedroli, l'ho fatte 1000 volte queste missioni. Gli spiriti Quindi sono impazziti. so già cosa sta per succedere. Lokregar Nogal. Qui c'è un bel villaggino di... Ma che si chiamano questi? Non mi ricordo, porca boia. Sti uomini pesce, ho detto, ma uomini maiali, uomini pesce. Questi sono debolissimi comunque. Mi ricordo che anche nel multiplayer come creep sono veramente cioè, puoi andarci a dire quasi solo con l'eroe. Sono il capo. Buono, il tomo. I tomi comunque sono praticamente, ti aumentano la statistica a secondo di che tipo di tomo sono. Poi ci sono quelli che te lo aumentano di 1, quelli che te lo aumentano di 2. Sono il capo. In genere anche nel multiplayer ci sono nei creep. Trovi sempre oggettino o più tomo. Lokregar Nogal. Ok, andiamo avanti. Finora sta cosa dell'impresa di demolizione non ha funzionato molto. Facciamola finita. Allora, andiamo giù. Lokregar Nogal. Vabbè, qui ci sono altri guerrieri. Tronca. Che cazzo potrà un dronca? Capo. Ancora. Ben trovato, guerriero. Qualche traccia di... I centauri ci caricano. Ale. Guardia! Lottar! Cicca. Lottar! Lottare vuol dire attaccate, guerra, battaglia, ammazzatevi, se insomma vorrei dire qualcosa del genere. Sono Insomma. il capo. Cosa vuoi? Lokregar Nogal. Ma questi sono abbastanza semplici, a parte questo che lancia fa danno danno magico. Ecco qua. Sono Cairn, capo Bello. del Bloodhoof Tauren. Voi, Pelle Verde, combattete con furia e valore. Vi trovo molto interessanti. Io sono Thrall e questi sono i miei fratelli, gli orchi. Siamo qui per incontrare il abbastanza destino evidente. che ci è stato promesso. Incontrare il destino? Sarà lui a trovare voi, giovanotto. C'è un Saggio. oracolo lontano verso nord che potrebbe... Nord? Ma è dove si sta dirigendo un esercito di centauri? Cosa? No. Il mio villaggio è in pericolo. Allora torniamo al tuo villaggio. Devo saperne di più su questo oracolo. Seguiamoli. Proteggete Cairn a ogni costo.
Gli spiriti Comandi, sono impazienti. andiamo a proteggere Kairin ad ogni costo. Dove vuoi che vada? Quindi Kairin non deve morire. Quindi se adesso praticamente la missione si è aggiornata. Facciamola finita. Abbiamo cominciato a trovare tracce dell'oracolo, perché ovviamente a Piederoli siamo venuti qui a Kalimdor Sono sotto il capo. guida di dell'oracolo, quello che si trasformava in corvato. Gli spiriti sono impazienti. Dove vuoi che E quindi lo vada? dobbiamo andare a cercare per sapere che cazzo vuole. Non è molto comodo andare fino a Kalimdor per cercare un oracolo, ma Gli vabbè, spiriti sono ci si impazienti. può sempre lamentare. Perdon, chi vuoi che uccida? Queste sono le case dei Tauren, vabbè, tiriamo giù anche questo. Ormai ci ha preso gusto a Piederoli, è diventato lo sport del nuovo millennio. Sono il capo. Ok, sono già lì che... Gli spiriti sono Siamo già arrivati al villaggio, so c'è che villaggio di merda. Con 3 case e 2 rocce. Un villaggio in pericolo. Ah, ma ci sono anche già dei Tauren messi male. Cerchiamo di salvarli bene. Ah, ti sbriga a mettere quella pietra guaritrice? No. Vedete così, tipo. Così almeno adesso cerco di... Cioè, più truppe ci sono e più resistiamo. Dovrebbero arrivare 3 ondate di nemici. La seconda ondata sta avanzando. Tutti sti cazzo di centauri, piccoli, grandi. Bah, muoiono come fuori. Cosa vuoi che faccia? E anche la seconda ondata l'abbiamo Sono respinta. il capo. Praticamente. Non ho ancora avuto perdite in buona sostanza. Dove vuoi che vada? Chi vuoi che Ragazzi con i uccida? Tauri. Loknarash! Eccoli che tornano! Sono il capo. No, sono 4 le ondate loro. Cosa Loktarash. vuoi che faccia? Gli spiriti sono impazienti. Ok, altra guardia guaritrice. Che non mi ha messo. Che venga la salute. Morto il Tauren, vabbè, sfiga. Lokregar Nogal. Cerchiamo di salvarci l'unità per ondata finale, quella piuttosto. Loktar. Chi vuoi che uccida? Perché poi sti cazzo di attacchi magici contro i Grunt sono devastanti. Invece i troll che sono comunque hanno armatura media, non... Stavolta hanno portato con sé Armatura un leggera, campione. cos'è? Resistono di più. Il campione, so c'è. Dai, vai a attaccare anche te, il capo del Bloodhoof Clan. Dove vuoi che vada? Non voglio che me ne accoppano neanche uno di unità. Infatti qui. Il campione è ancora vivo. Finita. Dove vuoi che Adesso gli vada? oggettini meglio che me li tengo per le prossime missioni, va. Ale, finita. Mi ha seccato un cazzo. Buono. Gli spiriti sono impazienti. La tua tribù è salva, vecchio. Grazie a te, giovane capo. Purtroppo il centauro ha completamente depredato questa regione e non posso permettere che i miei uomini muoiano di fame. Presto dovremo spostarci verso nord, nelle terre verdeggianti di Mulgor. E temi che i predoni vi assalgano? Esatto. Nelle pianure la velocità di quei demoni è insuperabile. Se ci dirai come raggiungere l'oracolo di cui hai parlato, io e i miei fratelli ti scorteremo nel tuo cammino. Tu e la tua gente siete davvero interessanti, giovane Thrall. Sei più che benvenuto. Abbiamo già trovato da fare, Piederoli, via. Va bene, dai, per il primo capitolo direi che è tutto, per cui ci vediamo direttamente nel secondo. Prima di salutarvi però, Piederoli, vi consiglio di vedere anche le altre 2 campagne che ho già fatto, quella degli umani e quella dei non morti. E anche il prologo, adesso vi metterò i link di tutti e 3, in modo tale che così vi vedete per bene la storia e potete cominciare a vedere questa nuova campagna che sto facendo, sapendo già comunque cosa è successo prima, perché poi è tutta concatenata, fatta molto bene secondo me, per cui ve lo consiglio. E ovviamente vi metto anche la mappa del mio canale, perché almeno così vi potete vedere anche gli altri miei progetti, che magari non vi siete persi qualcosa e recuperate, insomma, dai. Per cui niente, vi ringrazio per l'attenzione. Se mi ritenete comunque un youtuber valido, vi sarei grato se mi potete condividere. Comunque se vi è piaciuto poi mettete mi piace, insomma sono le solite cose. Ovviamente se vi è piaciuto il video e se mi ritenete degno di tale onore.
Per cui vi ringrazio per l'attenzione, grazie di aver guardato il video e alla prossima. Ciao a tutti Piederoli!